5:30. È l'alba e io sto bevendo il caffè. Che freddo stanotte. Fortuna che avevo tenda e sacco a pelo buoni. Ora della pasta fra poco. Intanto sorseggiamoci il caffè gustandoci l'alba. Senza una pasta alle 6 della mattina io non riesco a salire. Questa mi darà la carica ed energia almeno fino alle 3-4. Ovviamente mangiandoci sopra la colazione, panini e tutto quello che ne verrà. Siamo pronti. Oggi andrò su con poco peso perché ho messo le borse piccole, tutto il resto resta nella tenda. Sono le 8:04 di venerdì 8 maggio. Pausa panino al molinetto della Croda. Ci sta. Qualche anno fa è stato distrutto da una tempesta, hanno rimesso a posto. Pausa acqua prima della salita. Prade Radego. Partenza. Inizio Prade Radego. Zio Ken, questa non ci voleva. 2 km al 10%. La notizia dei 2 km al 10 mi ha sconvolto. Meglio mangiarci sopra prima. Al fine giunti. Ecco qua. Siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta. Pausa. Perché ho trovato da caricare il telefono. Perché in questa fase 2 del lockdown è dura trovare dove caricare. Adesso penso che andrò su per di qua con l'alto e poi torno al Piave. Per oggi ho dato. Come si fa a non essere felici qui? Non importa che ci sia il virus che stiamo facendo. Guarda che meraviglia. Ho trovato le pecore vicino alla tenda. Eccole qua. Hanno rasato tutto qua intorno. Però alla fine non hanno fatto danni, non è successo niente. Questa sera si mangia minestra con gli anellini. E poi fagioli col sugo. È stata una giornata dura, ma la salita del Prade Radego è proprio bella, breve ma intensa. Se domani sto bene, proverò ad andare a Pianezze. Vediamo che succede.